Al via ieri sera l'iniziativa voluta da Lello Casesa sul Santo Nero, San Calò, tradizione di Girgenti, giunto alla sua 8ª edizione, che si è svolto presso l'atrio dell'Accademia Belle Arti Michelangelo del professor Alfredo Prado, un evento ampiamente partecipato da tanti agrigentini che hanno voluto così riunirsi in un evento che ha voluto ricordare la storia del santo più amato dei giurgintani. E ha partecipato il sindaco Miccichè, l'assessore regionale Zambuto, Don Angelo Chillura, che ha anche benedetto il pane di San Calogero e poi distribuito ai presenti, insieme a numerose personalità. Durante la cerimonia anche l'esibizione del bravo musicista Tommy Sinatra, che ha lietato i presenti, l'orchestra del Valdagragas, gli scatti fotografici di Giuseppe Cacocciola, presente anche l'ex sindaco Calogero Firetto. Nel corso della cerimonia sono state donate alle famiglie dei donatori più anziani delle targhe ricordo e ha annunciato la costituzione di un comitato di onore di agrigentini per la valorizzazione delle tradizioni culturali dedicate al Santo Nero. È l'8ª edizione di un evento che celebriamo da 8 anni con spirito di devozione. Quest'anno ho voluto che si donasse ai portatori di San Calò un omaggio, perché sono loro i veri protagonisti di questa bellissima festa, e proprio per questo nasce questa sera l'idea di un comitato di recupero sulle tradizioni popolari, di cui parlerò più avanti, composto da una ventina di personaggi agrigentini, da Angelo Capodicasa, a Lillo Firetto, a Lillo Sodano, a Don Angelo Chillura, che vuole rilanciare ulteriormente le tradizioni più belle di questa bellissima, antichissima festa chiamata San Calò. San Calogero è nel cuore degli agrigentini. Negli anni in cui io ho svolto il mio servizio a San Calogero e ho guidato, animato le varie manifestazioni legate alla festa di San Calogero, ho avuto modo di constatare come l'affetto, la devozione, il legame con San Calogero è fortissimo, tanto che ho usato un'espressione certamente esagerata, ma che rende l'idea, la devozione a San Calogero è nel DNA degli agrigentini, e devo dire che è una devozione grande, forte, pulita, anche se qualche volta ci sono queste manifestazioni che richiamano l'attenzione col pericolo di identificare la festa con questi fenomeni estremi, però devo dire che la festa di San Calogero è una festa grande, straordinaria, perché coinvolge tutto il popolo agrigento, quindi con tutte le categorie, giovani, ragazzi, anziani, lavoratori, professionisti, e con tutti quanti sentono San Calogero come un santo proprio, e questo legame diventa ancora più comprensibile alla luce dell'esperienza della pandemia che abbiamo vissuto in questi anni. Quello che abbiamo vissuto in questi mesi ci fa capire il valore di San Calogero, di quest'uomo pieno di fede che si è speso per gli altri, andava in giro a curare gli ammalati, raccoglieva il pane per dare da mangiare alle persone che non potevano essere avvicinate dagli altri. Questo, dicevo, lo possiamo capire meglio ora che abbiamo vissuto questa esperienza di isolamento. San Calogero è il santo degli agrigentini ed è un momento di festa, è un momento di tradizione, è un momento soprattutto di identità nel quale ci riconosciamo tutti. Ricordarlo e soprattutto anche in un periodo difficile come questo, riuscire a realizzare iniziative di cui la città è partecipe rappresenta un momento significativo. Stasera è una serata importantissima, è un altro tassello che sta coronando questa nostra festa popolare. San Calogero non è il patrono di Agrigento, però è molto più sentito del patrono. Gli agrigentini sono devoti a questo santo, e peraltro è lodevole l'iniziativa stasera di Lello Casesa nel voler premiare i più anziani tra i portatori, perché devo dire che sono stati grandissimi nell'organizzazione che abbiamo fatto per la prima domenica proprio di San Calogero, nella celebrazione della messa e la messa, diciamo, all'aperto in Piazza Stazione. Quindi un grazie a tutti gli intervenuti, grazie anche accanto a me a questo assessore grandissimo che si chiama Marco Zambuto, grazie a Lello Casesa. Per San Calogero questo ed altro, speriamo che tra le grazie che San Calogero può intercedere è quella di una pace anche politica. Gli agrigentini la smettano di essere invidiosi, di essere sempre criticoni, e che si possa avere anche ad Agrigento quello che altre città hanno, cioè la pace anche sociale e politica.